prematuro. Questo è il bello, no? No, dico, no, sì, stiamo... Buonasera. Buonasera, Tortomino, prego. Ascolta, sono Venga, si avvicina. Non è che avete VVC? Un po' di VVC. VVC per che cosa? Perché c'è Roberto che ha preso il vizio. Il vizio di che? Perché gli ero detto che si scioglie nell'acqua, no? Lo prende tipo supposta a lui. Anche lei, ma VVC si scioglie nell'acqua, come supposta? Perché gli piace quel frizzante che... Vabbè, ma non può lo so. E glielo dica! Ah, Roberto, ti ho detto di no! Non prendere quel vizio brutto. Così, ma che poi lo so dove va a finire. Cosa è successo? No, niente, questo che... Non guardare, non guardare che c'è, che lo spaventi il bambino. Ma facete Roberto che gli presentiamo un sacco di ospiti. Roberto! Dite che c'è Rocco Sabato. Vieni che c'è Rocco. Chi c'è? Rocco Sabato, giocatore del Cagliari. E c'è che è di domenica? No, oggi è lunedì, c'è sempre, non è che... tutta la settimana. Certo. Roberto, vieni che c'è Rocco. Rocco Sabato. C'è anche Cavido, il regista. C'è anche chi? Il regista, Gianfranco Cavido. Lo conosce? Lo conosco. Ha fatto un sacco di film sulla Sardegna. Quel bello a tre passi. No, quello di Bereo, non è di quello è un'altra cosa. Pesi leggeri. Quello di Pau, lui ha fatto il figlio di Bakunin, ha fatto era in classe con Roberto. Chi? Il figlio di Bakunin. Ma che cosa che Roberto, te lo ricordi Bakunin che era in classe con il figlio? Ha detto di sì. Venga qui, dai, venga qui. Mi invitate a cena. Dai, venga a mangiare qualcosa. Roberto, tirati sui lascia quel... Cosa sta facendo? Niente, adesso sta giocando con la tachipirina. No. Venga, si metta a tavola. Si metta a tavola. C'è il signor Tonino. Si metta a tavola, sì. Allora venga qui, c'è un piatto. Si accomodi, può... No, si metta qui, poi aspetta gli altri e mangiamo insieme, va bene? Uova strapazzate. No, è pasta e sono gnocchi con lo zafferano e ricotta. Guarda che questi non sono gnocchi. Già sono gnocchi. Li mangi dopo però, aspettiamo gli altri ospiti. Io volevo dire, ringraziare Gianfranco Cavido e ricordare che il suo film lo si può vedere